saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Spazio 103, siamo di nuovo con voi per questa trasmissione, l'incontro con il candidato, oggi in compagnia di Luciano Mauro della lista Fermare il Declino di Oscar Giannino, si presenta per il Senato, credo che sia una new entry per la politica, ma glielo chiediamo direttamente perché è ospite appunto dei nostri studi. Buongiorno intanto e grazie per essere con noi. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. È la sua prima, diciamo, esperienza? Assolutamente, sono 2 mesi che sto facendo politica ed è veramente un'esperienza di vita abbastanza straordinaria, sia nel bene che nel male, perché sono meccanismi a me sconosciuti, però sicuramente formativi, molto interessanti. Allora, le chiedo subito, una domanda introduttiva, il motivo che l'ha spinta a poi entrare in politica, ovvero quale sarà anche il suo impegno, qualora eletto, il suo impegno principale, su cosa concentrerà la sua attenzione, anche se chiaramente come politico dovrà occuparsi di tante cose. Sì, i politici sono improvvisamente, infatti ho notato che diventano tuttologi, cioè sanno esattamente tutto di tutto. Comunque io in realtà sono un professore di economia all'Università di Trieste, mi sono laureato, mi sono diplomato al Marinelli, mi sono laureato a Trieste, poi sono andato negli Stati Uniti a studiare a Northeastern di Boston, poi alla Columbia di New York. Io insegno fondamentalmente teoria della crescita. Credo che questo Paese abbia un grosso problema di mancanza di crescita e quindi mi concentrerò, se sarò eletto, su quelle misure che noi riteniamo necessarie per far ripartire il Paese. I temi economici chiaramente saranno i suoi... I temi economici sono chiaramente i temi più importanti perché in questo momento purtroppo sono la priorità del Paese. È inutile dirlo, sono veramente la priorità del Paese, le imprese stanno soffrendo, le famiglie stanno soffrendo, forse è la crisi più importante dal dopoguerra, una crisi strutturale e, e se ne esce solamente secondo noi con delle ricette molto forti, non sicuramente con le solite promesse vaghe. Le faccio subito una domanda allora, diciamo, relativa a questo tema. Un'idea per dare lavoro ai giovani? Allora, dunque, noi pensiamo che da questa crisi si esce se al centro si riporta l'impresa, cioè il fare impresa. Non ci sono diciamo, scorciatoie stataliste non ci sono gli spazi di bilancio. Non è possibile adesso fare politiche demagogiche come suggerito dalla sinistra, per esempio assumiamo i precari, 180.000, sento delle grosse assurdità. Non ci sono neanche gli spazi probabilmente per politiche, diciamo così, demagogiche di destra, cioè meno tasse per tutti regalando soldi. Occorre incidere profondamente sulle istituzioni del mercato del lavoro e soprattutto sulla forbice che c'è tra le retribuzioni e il costo del lavoro. Noi in particolare pensiamo che una delle tasse più assurde, soprattutto in un periodo di crisi come questo, sia l'IRAP. Quindi l'IRAP che è una tassa che aumenta i costi dell'impresa a prescindere se le cose vanno bene o se vanno male. Quindi noi diciamo questa è una chiave di volta di qualunque C'è intervento. un tema che noi colleghiamo appunto anche alla situazione economica che è quello istituzionale che riguarda la specialità regionale. Credo che Giannino si sia espresso su questo, le chiedo però la specialità del Friuli Venezia Giulia secondo lei va difesa e soprattutto se sì e con quali contenuti? Bisogna superare la retorica però, cioè va difesa ma sostanzialmente, no? Cioè, al di là della retorica. Allora noi pensiamo che la specialità del Friuli Venezia Giulia è il suo popolo, la sua cultura, le sue tradizioni. E questa pluralità di culture va difesa a livello comunale. Cioè noi pensiamo che sia il comune il punto più vicino, l'entità più vicina ai cittadini e quella deputata anche alla salvaguardia della specialità, nel senso vero, delle radici, la cultura, la storia.
Un comune che però non può essere il comune fatto di 10 abitanti, ma un comune ovviamente con una dimensione che per i servizi deve essere ottimale, con delle economie possibilmente di scala, cioè comuni che devono fondersi, comuni che devono fare rete. D'altro canto noi pensiamo che a volte la regione, ricordiamoci che la nostra regione è 1.200.000 abitanti circa, che più o meno fa insomma una media città, non ha le dimensioni per competere, per aiutare le imprese nella sfida della globalizzazione. Forse occorre che vada ripensata veramente diciamo così, il livello di governance regionale, avvicinando i servizi ai cittadini, focalizzandosi sui comuni, e la regione sia veramente una regione che svolga solamente funzioni di indirizzo e con forti alleanze con i nostri vicini veneti. Citava prima tradizione e cultura come un elemento della nostra specialità, sono le lingue e le culture. Sono una risorsa per lei, come vanno difese? Mi pare l'era di Mels, però mia madre era di Verona, una torinese, nata insomma, di fatto, di famiglia torinese. Io il friulano lo capisco, mi è dispiaciuto, cioè, lo capisco, lo parlo, però non oso parlarlo per rispetto alle, alle orecchie friulane. Io penso questo, penso che a livello di scuola elementare, e quindi a livello comunale, come stavo dicendo prima, sia quello il livello veramente dove, come dire, costruire le radici di un popolo, no? Cioè trasmettere la cultura. Però sia chiara una cosa, qui la sfida globale impone anche l'inglese. Allora io faccio sempre questo ragionamento, non so se sei d'accordo, però non è che gli ebrei sono meno ebrei se sanno 5 lingue. Cioè la cultura è qualcosa che anche prescinde, cioè, quindi noi dobbiamo essere, come dire, tradizionalisti e aperti al mondo. Perché io sono andato a Monaco di Baviera e ho visto i tedeschi bavaresi che hanno un'ossessione per la tradizione. Però non hanno paura di sfidare i cinesi, gli vendono le macchine e quando i cinesi vengono lì, i giapponesi vengono lì, si mettono in cazzo nella zuava. Ecco, io sogno una cosa di questo genere, sogno un popolo, una regione che coltiva le sue tradizioni ma che non ha paura delle sfide del mondo. Proseguiamo, diciamo, cambiando un po' indirizzo, ancora un tema però collegato, diciamo, sul territorio, di sviluppo del territorio, la montagna in difficoltà. Un'idea per lo sviluppo, quali politiche secondo lei si possono applicare per un territorio come il nostro? Ma guardi, appunto, siccome io vorrei cambiare la tradizione politica che fa del politico il tuttologo, le rispondo così, ci stiamo lavorando sul programma. Noi dovremo depositare il programma penso a fine mese. Abbiamo delle persone della Carnia che ci stanno aiutando a stilare il programma. Uno dei punti che è emerso nella discussione su queste tematiche è stato il settore del legno, che ci pare sottoutilizzato. Io penso che dovrebbe essere spinto il turismo solo nelle aree veramente vocate. Cioè io vorrei capire esattamente, ma non è polemica, cioè stiamo studiando le carte, vogliamo discutere, vorrei capire il ruolo della promotura, cioè se i conti tornano, ecco. Una visione assolutamente non polemica, laica, non pregiudiziale, però vorremmo vedere un attimo se questi conti tornano, perché a noi ci pare che insomma le risorse impegnate in questa operazione siano molto rilevanti. Ci sono alcuni temi che come cattolici ci interessa confrontare con i candidati, no? Il primo riguarda, diciamo, la famiglia, c'è questo tema della famiglia naturale, uomo-donna, fondata sul matrimonio. Lei intende difenderla o qual è la sua posizione? Io sono sposato e ho un bambino
un meraviglioso bambino di 5 anni, che tra parentesi è uno dei motivi che mi hanno spinto a tentare di cambiare un po' la politica. Di nuovo, secondo me, se noi andiamo a vedere che cosa veramente possiamo fare per la famiglia, e sto pensando per esempio al metter su famiglia, al problema di metter su famiglia, no? Perché le coppie non fanno figli, non mettono... scusate, però siamo sempre lì, cioè noi se andiamo nel nord Europa, dove l'economia funziona, le famiglie non hanno paura di fare figli, non hanno paura di mettersi, le coppie non hanno paura di mettersi in gioco, no? E quindi siamo purtroppo sempre, torniamo sempre al punto iniziale, no? La crescita che non c'è, la crescita economica che non c'è, alla faccia della teoria della decrescita felice, in realtà io penso che sia il vero dramma anche per l'istruzione familiare. Ecco, a questo proposito c'è anche una proposta del Forum delle Associazioni Familiari di destinare la famiglia all'1% del PIL, è favorevole? Ma guardi, ci sono tante proposte sulla famiglia, no? Ci sono le deduzioni, ecco, diciamo che al primo anno si insegna per esempio che il bonus bebè è una cosa assolutamente demagogica, cioè io sfido chiunque a decidere di fare un figlio per 1.000 euro di bonus bebè. I sentieri politici che si vantano di questa sciocchezza, che noi insegniamo con dei grafici nelle scelte di fertilità a livello del secondo anno di economia, ecco, quello fa specie, no? Fa specie perché insomma è veramente demagogico. Quindi l'1% del PIL bisogna vedere in che forme, cioè devono essere delle forme razionali, non delle forme irrazionali. Ecco, questo diciamo, è tempo che anche i politici abbandonino le politiche familiari demagogiche, le regalie, le politiche ad effetto, e si domandino veramente quali sono le misure che hanno più efficacia per le famiglie. Chiedo una precisazione sulla domanda di prima, famiglia naturale sì allora? O lei è aperto anche a altre forme, diciamo, di unioni, ecco? Ah, ok, stava parlando Sì. del cosiddetto matrimonio gay, questa è Sì, una non domanda. so, coppie di fatto, si può mettere, ci sono varie forme di unione, relazioni affettive che si possono considerare. Guardi, Vorrei capire il rapporto, sì. in che Allora, relazione le mette. il movimento è un movimento laico, e all'interno di questo movimento ci sono dei cattolici e ci sono dei non cattolici. Penso per esempio a Oscar Giannino che ha un'evoluzione, credo, della sua fede, che recentemente l'ha visto avvicinarsi alle posizioni cattoliche, partendo da una posizione estremamente laicista. Quindi lasciamo libertà su questi temi ai singoli, quindi credo non siamo un partito confessionale e su questa cosa lasciamo libertà di voto. Detto questo, siccome sto chiedendo il voto anche ai cattolici, mi esprimo in questi termini, ma Luciano Mauro, Certo. non il movimento Fare per fermare il declino. E io penso che una qualche forma di tutela delle coppie di fatto vada trovata, che questo non vuol dire un'equiparazione al matrimonio, che tra parentesi necessiterebbe un cambiamento della Costituzione, ma credo che una forma giuridica che permetta, diciamo così, di garantire al partner, per esempio, l'assistenza medica, per esempio alcuni diritti sull'eredità. Ecco, io penso che questa cosa sarà necessaria. Restiamo in tema, parlava di sanità, di assistenza, no? Ci troviamo in una situazione dove i bisogni crescono, le risorse non a sufficienza, no, direi. Qual è secondo lei una strada per garantire l'equilibrio del nostro sistema, considerato che da noi, almeno in Friuli, le cose mi sembra vanno meglio che in altre parti d'Italia, ma lei quali sono? Aumentare le risorse, quindi tipo tassa sulla salute, oppure tagliare alcuni servizi, in questo caso come e dove? Ma una spending review innanzitutto anche da noi secondo me va fatta.
Guardi, io sto guardando molto i programmi e i modelli anche il nostro partito sta elaborando delle proposte precise. Però mi è molto colpita questa osservazione, è meglio guarire lontano o morire vicino? Voglio dire, è meglio avere un piccolo ospedale che non è dotato delle attrezzature, del capitale umano che garantisce una cura efficace per certe malattie, per esempio penso non a malattie croniche che hanno bisogno dell'assistenza, poi ne parliamo subito, però dico interventi importanti, interventi delicati, no? Ormai la gente per interventi importanti è disposta ad andare in Lombardia, in Veneto, all'estero, no? Allora io penso che è meglio guarire lontano, abbandonare l'idea di avere l'ospedaletto sotto casa, a guarire magari, guarire. Altra cosa invece è l'assistenza, soprattutto alle persone anziane. Allora io penso che noi dobbiamo vedere attentamente la famiglia come il centro, cioè laddove è possibile mantenere i nostri cari, aiutarli nella famiglia, un servizio sanitario sugli anziani e sui malati cronici che metta al centro la famiglia, ecco, credo che questa sia la strada. Ricordo che stiamo parlando con Luciano Mauro, qui a Radio Spazio 103, nella nostra rubrica incontro con il candidato alle prossime elezioni politiche, Luciano Mauro, candidato al Senato per fermare il declino. Abbiamo ancora due temi, una risposta credo semplice ma insomma anche impegnativa. È favorevole a dare la cittadinanza ai figli di immigrati nati in Italia? C'è il dibattito su ius soli, ius sanguini. Ma io dunque penso che dopo un certo periodo di tempo cioè, non è possibile pensare che ci siano delle persone, tra parentesi anche i miei studenti, che hanno avuto problemi dopo 19 e 18 anni di vita in Italia, no? nati in Italia, vissuti in Italia, diplomati in Italia, che avevano problemi con il permesso di soggiorno. Non è pensabile questa cosa qua, no? Quindi noi dobbiamo trovare un giusto equilibrio, che significa fondamentalmente evitare che ci siano abusi, però diciamo la dignità delle persone, che poi significa anche non avere paura, diciamo così, dell'altro, quando poi l'altro è noi, perché è nato qui, è vissuto qui, parla addirittura il dialetto, non solo la lingua, ma addirittura il dialetto, ecco, queste cose sono veramente inconcepibili, no? Quindi trovare un compromesso credo che sia possibile. Ultima domanda, i costi della politica, che cosa manca da fare secondo lei? Oh, questo è interessante, secondo me cioè, è chiaro che questa è una maionese impazzita, cioè ci sono questi episodi recenti, anche tra parentesi nel Consiglio regionale del virtuoso Friuli Venezia Giulia, lasciano intendere che evidentemente è stata una deriva, come dire, una deriva, cioè quando le persone imputano a noi, ai cittadini, spese futili, stupide, no? Senza parlare poi di quelle invece più, no? È chiaro che è stata una deriva e quindi è necessario adottare delle misure importanti. Ci sono delle proposte che il professor Perotti della Bocconi ha proposto nel Sole 24 Ore, le abbiamo fatte tutte quante nostre, sono 15 proposte assolutamente sensate sui consiglieri regionali, sono da adottare immediatamente. È un segnale forte perché la popolazione, la gente sta veramente soffrendo in questa crisi e vedere la facilità con cui queste persone, che sono dei privilegiati, perché insomma gli stipendi di cui stiamo parlando, poi c'è questo aspetto che mi ha sempre colpito, cioè io personalmente ho molto rispetto dei sindaci,
Cioè io penso che con tutte le responsabilità che hanno, il lavoro che fanno, la presenza che hanno sul territorio, ecco, diciamo che quelle sono persone che veramente meriterebbero forse più soldi, e quello che mi lascia stupefatto sono gli stipendi dei consiglieri regionali. Ecco, diciamo che il lavoro che fa un consigliere è, credo, una frazione di quello che fa un sindaco. Quindi andrebbe rivisto anche l'impegno dei politici, poi la produttività, cosa fai, quanto lavori. Ecco, quindi va veramente rivista alla base, tutto. Beh, ringraziamo Luciano Mauro, candidato al Senato per la lista Fare per fermare il declino, che è stato con noi qui a Radio Spazio 103 appunto in questo nostro incontro con il candidato alle elezioni politiche 2013. Auguri per il suo impegno. Grazie.